Seconda edizione del trekking tra le Robbe, percorso naturalistico, alla scoperta del territorio di Milena, in provincia di Caltanissetta, il servizio di Rino Pitanza. Seconda edizione del trekking tra le Robbe, Sindaco, anche questa è un'iniziativa culturale, sociale che porta Milena un po' alla ribalta. Sì, seconda edizione, questa tra l'altro è un'edizione speciale, visto che quest'anno cade il centenario dell'autonomia del comune di Milena, nonché della nostra parrocchia, quindi è stato un anno un pochettino, diciamo, impegnativo e importante per la nostra collettività. Ecco, tante associazioni impegnate a fianco dell'amministrazione o viceversa, ecco, per la crescita del territorio. Beh sì, diciamo che c'è una forte collaborazione, c'è un rapporto biunivoco tra associazione e amministrazione, tutto assieme, perché è solo così si può andare avanti. A livello comunale cerchiamo di fare rete con l'unione dei comuni, con le varie convenzioni, e anche a Milena l'unione con le associazioni, la collaborazione ci porta a fare delle cose belle per il nostro territorio. 5 km, 10 km a questo punto non hanno più importanza, l'importante è scoprire il territorio sia di Milena che della zona. Veramente è stato un bel trekking. Io ho fatto quello un po' più lungo, dei 10 km, però è stato molto bello, che abbiamo proprio attraversato le Robbe, siamo arrivati anche nella zona archeologica di Milena, e quindi è lì, e poi dopo ora il ritorno con il meritato ristoro che ancora io non ho usufruito. Ecco, quanto è importante scoprire il territorio in cui si vive? È fondamentale sia per la nostra storia, ma anche per il fatto che veramente si diventa consapevoli di avere cose molto belle, che alcune persone ci invidiano, noi magari perché ce le abbiamo sotto gli occhi, magari soprassediamo, invece no, invece è bello scoprire ed è bello camminare e fare queste iniziative che sono veramente di conoscenza del territorio. Seconda edizione di trekking tra le Robbe a Milena, insieme le associazioni, l'amministrazione o comunque il paese alla scoperta proprio delle bellezze locali. Sì, diciamo che ce l'abbiamo fatta, missione compiuta. Quest'anno il percorso di difficoltà media è stato reso davvero impegnativo dal caldo. 37 gradi, camminare con 37 gradi non è facile, però ce l'abbiamo fatta, tutto bene. Adesso ci resta da mangiare, abbiamo tutto pronto, le nostre particolarità, l'ambriolata, i nostri prodotti locali, l'olio, il pane conzato, e diciamo che è stata una bella festa. Abbiamo fatto un percorso corto di 5 km, un percorso lungo di 10 km, e nonostante il sole siamo arrivati, e spero che chi è venuto da fuori soprattutto abbia apprezzato le bellezze di Milena e si sia divertito.